Siamo tornati nuovamente in diretta qua in studio, apriamo la pagina del lavoro e andiamo subito a Feltre per parlare della crisi dell'idro. Ce ne parla il nostro Fabio Fioravanti, che lo vedo già pronto nello schermo. Fabio, buongiorno, a te la linea. Grazie, io e Stefano siamo di fronte ai cancelli della Idro, siamo in pratica di fronte alla storia industriale di Feltre. Da qui magari non si capisce, ma questa è veramente una città nella città, non è una piccola fabbrica, è una grandissima fabbrica in cui già oggi rimangono a lavorare soltanto 83 persone, ma in questo momento ne parliamo con Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL di Belluno. Sono 83 posti di lavoro fortemente a rischio. Assolutamente sì, l'esito dell'incontro al Ministero ieri non ci soddisfa, al di là che l'advisor nominato ci ha ripetuto le medesime cose dette nell'incontro di 2 mesi fa, ma quello che si prospetta è una cessione di una parte dello stabilimento con una riduzione forte degli aspetti occupazionali. Noi abbiamo sempre sostenuto che questa azienda deve essere mantenuta così com'è e quindi il perimetro industriale, il perimetro occupazionale deve essere mantenuto. Oggi invece siamo in una condizione per la quale quello che ci viene prospettato è una cessione di una parte dell'azienda e il riassorbimento di una parte dei lavoratori, e quindi siamo qui a chiedere alle istituzioni di intervenire, perché è una soluzione che tutti abbiamo condiviso non essere praticabile, invece oggi sembra quella più probabile. Si parla di una trentina di lavoratori e della fonderia, cioè di un capannone, ma lei vede possibilità industriali che coinvolgano gli altri oltre 50? Ad oggi probabilmente non sono state indagate, anche il Ministero ieri ha detto che è stato individuato un unico interlocutore, ce n'erano altri che si erano approcciati, evidentemente c'è la volontà anche di Idro, che ricordiamo è il primo responsabile di quello che sta accadendo qui, lo dicevamo prima, 17 lavoratori della TB Metal monocommittente di Idro che faceva le terze lavorazioni sono in cassa integrazione perché l'azienda ha dichiarato il trasferimento a 260 km da qui, gli 8 dipendenti della logistica sono stati licenziati, quindi i primi effetti sull'occupazione feltrina della decisione di Idro già si vedono, e quindi secondo noi una possibilità alternativa ci potrebbe essere. Il problema è che non è stata indagata, evidentemente perché le intenzioni di Idro sono quelle di cedere solo una parte dello stabilimento e quindi la fonderia, ma noi l'abbiamo detto fin dall'inizio che per noi non era una soluzione praticabile. Crediamo che ci sia ancora la possibilità per trovare soluzioni alternative, certo il tema è molto urgente ed è per questo che chiediamo alle istituzioni, in primis a quelle bellunesi, di far sentire la loro voce forte rispetto a questo tema, perché le soluzioni che si stanno prospettando sono soluzioni che in sostanza ridurrebbero la produzione, come diceva lei prima, a un unico capannone, riducendo la produzione veramente a una marginalità che non è accettabile. Onestamente comune, provincia, regione e anche il Ministero, se Idro vuole chiudere, poco possono fare. Assolutamente. Ieri al Ministero ci è stato detto che per il governo italiano la produzione di alluminio è strategica. Allora, in maniera magari anche, come posso dire, polemica, provocatoria, uno potrebbe dire beh, allora nazionalizziamo, ma voi potete pensare che questa sia una possibilità? Assolutamente no. È chiaro che la volontà di Idro è una volontà di chiudere, loro dicono noi abbiamo provato, stiamo cercando un possibile acquirente, e se questi tentativi dovessero fallire è chiaro, non l'hanno detto in esplicito ma l'hanno fatto capire, che si ritorna a novembre dell'anno scorso, giorno nel quale Idro ha deciso di chiudere lo stabilimento di Feltre. Ricordo a tutti che gli altri stabilimenti oggetto della chiusura in Europa sono stati chiusi, l'unico che è rimasto aperto è questo, grazie ai lavoratori e lavoratrici che hanno presidiato i cancelli per 2 volte per giorni interi durante l'inverno, e quindi se noi oggi abbiamo una possibilità che va però migliorata e accresciuta, la dobbiamo ai lavoratori e lavoratrici e alle loro lotte, che continueranno, perché oggi abbiamo fatto le assemblee e insieme a loro abbiamo deciso che la battaglia non è persa definitivamente, che metteremo in campo tutte le iniziative necessarie perché si torni a parlare di una soluzione diversa rispetto a quella prospettata. È una storia questa che vi stiamo raccontando da quando è esplosa, con una lettera, con una maniera così direi poco usuale di annunciare la chiusura di uno stabilimento. Ve la continueremo a raccontare in quelli che saranno gli sviluppi futuri. Per il momento da Feltre è tutto, lì nello studio. Grazie davvero a Fabio Fioravanti. Noi ora continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Trevigiano
con un incidente in piscina. È quello accaduto una decina di giorni fa e reso pubblico in queste ore dai genitori, anche alla luce dei ripetuti episodi di cronaca di questi giorni. Una bambina di 7 anni a un centro ricreativo è entrata in acqua rimanendo attaccata con la gamba destra alla pompa dell'impianto. L'episodio il 9 luglio, la bimba ha subito chiamato aiuto e gli operatori l'hanno soccorsa, ma non senza difficoltà. I genitori l'hanno poi portata in pronto soccorso con un ematoma nero di 10 centimetri. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina, scegliendo la strada dell'esposto, così da portare l'attenzione sul problema affinché non accadano più episodi di questo genere. E continuiamo con la cronaca, ma andiamo invece nel Padovano ed esattamente a Monselice con una rissa violenta in centro. Spunta anche un macete e caccia ai responsabili. Una katana e cocci di bottiglia a fronteggiarsi due uomini che si sono rincorsi tra Piazza San Marco e il bar Maleva a Monselice. Una scena di ordinaria follia, quella vissuta giovedì scorso verso le 23. Tre clienti del bar impauriti che sono scappati vedendo due uomini fronteggiarsi con coltelli e pezzi di vetro. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Prima la lite, le urla, poi sono spuntate le armi, un macete o una katana. I protagonisti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine che ora con le telecamere di videosorveglianza stanno cercando di identificarli. Sempre nel Padovano, rissa violenta tra automobilisti è accaduto nel quartiere di Ponte di Brenta a Padova. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri a Ponte di Brenta, vicino a Piazza Barbato, dove si è scatenata una rissa violenta tra automobilisti sotto gli occhi di tanti testimoni che hanno assistito impotenti ad avere la peggio. Un giovane nordafricano che è stato aggredito a colpi di catena da due persone che si sono dileguate. Secondo una prima ricostruzione, il ferito era a bordo della sua auto quando una vettura gli ha tagliato la strada ed è stato costretto ad inchiodare. Poi sono scesi due uomini ed è scoppiata la lite. Ad un certo punto è comparsa anche una catena. I passanti hanno allertato le forze dell'ordine e i violenti sono subito risaliti in auto e scappati. Fondamentale per risalire ai responsabili dell'aggressione saranno dunque le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo il 20enne nordafricano ha sporto denuncia. Sempre cronaca, andiamo nel Bellunese, scivolate, crisi di panico, incidenti con i quad, ancora lavoro intenso per i soccorritori, più volte è necessario l'intervento dell'elicottero. Altra domenica di interventi in montagna per il SUEM. Falco 2 è stato inviato in Valcivetta per un giovane turista belga immobilizzato da una crisi di panico. Il 21enne, che si trovava sul sentiero tra il Colnegro e il rifugio Tissi, è stato assistito anche da una squadra del soccorso alpino di Alaghe e Valfiorentina. Secondo intervento per un escursionista 66enne di Cortina che si era fatta male lungo la ferrata Bovero al Col Rosà. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cortina. Falco 2 è intervenuto infine al rifugio Vandelli per una 64enne di San Vito al Tagliamento con un sospetto trauma lombare. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore invece è prima intervenuto al rifugio Coldai per una 29enne di Montebelluna, atleta della Transcivetta, poi nella zona di Maiga Domador ad Alano di Piave, dove una 41enne di Lozzo di Cadore alla guida di un quad era uscita fuori strada. La donna è stata portata all'ospedale di Treviso. Incidente in quad anche per un 67enne di Orvieto lungo il sentiero 104 del Pian di Cengia. L'uomo è stato soccorso da una squadra del soccorso alpino di Auronzo. Sempre dal Bellunese, Parco di Lambioi, dovrebbe essere la spiaggia sul Piave dei Bellunesi, ma continua a non essere fruibile. Cerchiamo di capire il perché riavvolgendo il nastro del tempo a ritroso. È lunga e complessa la storia del Parco di Lambioi. I 75.000 metri quadri lungo il Piave appartengono alla Regione Veneto. Il progetto per ricostruire quanto distrusse Baia è del Comune di Belluno. I finanziamenti arrivarono dallo Stato. Jacopo Massaro, allora sindaco, fu quello che diede il via alla progettazione del recupero.
trovammo per fortuna copiosi finanziamenti, dovremo fare tutta una serie di progettazioni e di affidamenti di lavori per recuperare l'area e renderla nuovamente parte della comunità bellunese, seppur di fronte a delle innovazioni di carattere legislativo dovute a vaia, cioè norme di sicurezza più elevate di prima. Terminata la stagione di Massaro sindaco, è salito Oscar De Pellegrin a Palazzo Rosso. Da assessore ai lavori pubblici il primo ad occuparsene fu Franco Roccon. Lì il progetto è molto vasto, riguarda l'opera di Lambioi, riguarda le opere di via Lambioi, riguarda le opere di via Tiziano Vecellio, cioè è un cantiere aperto, diciamo, su un tutto. Ecco lì forse l'operazione che il Comune poteva fare, io sono via da quasi un anno, ma poteva fare uno spin-off delle aree di cantiere già finite sostanzialmente, no? Quello che rimane ancora in piedi è da fare, mi pare, l'area sosta camper e conseguentemente tutto il resto. E i ritardi conseguenti sono dettati da carenze progettuali iniziali. Il laghetto in fondo, che è un acquitrino, l'avevo già sottolineato in fase di costruzione, che era troppo alto rispetto all'effettiva portata dell'acqua del Piave. Mi è stato risposto che veniva deviato il Piave e riportato dentro, in realtà non è così. Cioè ci sono opere progettuali che vanno bene e opere progettuali che non vanno bene. Se il vice sindaco Gamba, attuale assessore ai lavori pubblici, ci aveva fatto l'ipotesi del prossimo agosto e l'ex assessore critica parte della progettazione, non la pensa così e non è così ottimista l'ex sindaco Massaro. Ciò che non ha funzionato sicuramente non è né la progettazione né l'esecuzione dei lavori, che evidentemente sono stati fatti per tempo. Il punto è questo, che quando si fanno le opere pubbliche poi dopo è necessario fare una serie di carteggi, collaudi e altre cose. Per fare questo tipo di operazioni ovviamente occorre anche un certo impegno da parte dell'amministrazione, perché altrimenti queste procedure si dilatano nel corso del tempo. Ma non è una scusante, perché comunque si poteva aprire il Parco Lambioi anche in assenza di collaudi. È una cosa che abbiamo fatto su tante opere pubbliche diverse. Chiaro che questo richiede impegno, tempo e anche un po' di, diciamo, capacità di sapere dove mettere le mani. Ecco. Posso immaginare che nei primi mesi della primavera del 2027 alla fine probabilmente si daranno da fare per aprirlo, cioè con 2 anni di ritardo. All'inizio di questa prima edizione vi abbiamo dato notizia della lettera minatoria arrivata all'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. Ora vi facciamo sentire le sue parole. Vediamo se riusciamo a... Non sentiamo l'audio di questa intervista, quindi vediamo se riusciamo a ripristinarla quanto prima per farvi sentire le parole dell'europarlamentare. Intanto invece ci spostiamo e torniamo a parlare di cronaca per una bruttissima avventura per un 80enne friulano vittima di truffa. I malviventi lo hanno convinto ad andare a Roma per salvare i suoi averi, ma poi lo hanno derubato e abbandonato in aeroporto. Dopo essere stato truffato a Udine, è stato abbandonato all'aeroporto di Ciampino, dove è stato soccorso e aiutato dai carabinieri della compagnia aeroporti di Roma. Un 80enne, pensionato e residente nella provincia di Udine, che vive da solo e non ha parenti, è stato vittima di una sofisticata e spietata truffa. La vicenda ha avuto inizio il 14 luglio, quando l'anziano ha ricevuto sul proprio cellulare un finto messaggio a nome dell'operatore Nexi. Lo avvisava di una transazione sospetta di 1.004 euro sul suo conto, invitandolo a contattare un sedicente servizio clienti. L'uomo ha chiamato il numero indicato, ha risposto un truffatore che, qualificandosi come operatore della polizia postale, lo ha convinto che i suoi risparmi e i suoi beni erano nel mirino di una banda di criminali. Lo ha così esortato a prendere tutti i suoi gioielli di famiglia, soldi e carte di credito, invitandolo a raggiungere immediatamente Roma per bloccare i pagamenti e mettere tutto al sicuro. All'aeroporto di Fiumicino è stato prelevato da 3 giovani a bordo di un'auto scura. I malviventi si sono fatti consegnare il denaro contante, carte e gioielli e lo hanno fatto scendere nei pressi dell'aeroporto di Roma Ciampino, dicendogli di prendere un aereo per tornare a casa. Solo quando si è presentato alla biglietteria di Ciampino e ha scoperto che da lì non partivano voli per Trieste, l'anziano ha realizzato con sgomento di essere stato ingannato e derubato. I carabinieri della stazione di Ciampino, vedendolo alla biglietteria, hanno subito preso a cuore la situazione. Dopo averlo accolto all'interno della caserma, lo hanno tranquillizzato e rinfoccillato. Lo hanno accompagnato poi a Fiumicino, assistendolo finché non è riuscito a imbarcarsi sul primo volo.
Ed ora torniamo a parlare del caso Ruggero. La Lega in pressing per modificare la norma sulla legittima difesa con il DDL Borghi, che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione a un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura difensiva della condotta. Una proposta che fa discutere anche nel centrodestra. Dunque noi nel quesito che vi proponiamo oggi, come ogni martedì, è questo: cambiare la legittima difesa e consentire ogni reazione. Se siete d'accordo lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690, e potete votare fin da subito l'esito di questo quesito nel corso della nostra trasmissione condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino in prima serata di oggi. Ed anche Fratelli d'Italia si schiera per la difesa sempre legittima e per le attività commerciali propone il bonus sicurezza. Sentiamo. La difesa è sempre legittima. Ogni cittadino ha il diritto di tutelare la propria vita, la propria attività e la propria famiglia. La difesa è sempre legittima. Pensieri e parole di Fratelli d'Italia per voce del presidente cittadino di Vicenza Alessandro Benigno, che interviene sul dibattito accesissimo dopo la condanna definitiva del gioielliere Mario Ruggero per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Il nuovo decreto sicurezza del governo Meloni inserisce un principio di buonsenso. Chi delinque non sarà più risarcito, chi subisce violenza e rapina non dovrà più pagare per chi lo ha aggredito. Intanto Fratelli d'Italia porta in Consiglio Comunale a Vicenza una mozione dedicata alla sicurezza urbana e al sostegno delle attività commerciali. Come Fratelli d'Italia porteremo in Consiglio Comunale una mozione per l'istituzione del bonus sicurezza. Chiediamo al Comune di prevedere delle risorse da stanziare a fondo perduto affinché negozianti, commercianti possano attingervi per l'installazione di videosorveglianza e di strumenti di deterrenza. Non solo, nel nostro provvedimento proponiamo anche incentivi fiscali affinché negozianti e commercianti possano avvalersi di vigilanza privata. Siamo certi che un provvedimento di tal portata possa anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e non solo dei clienti di questi esercizi pubblici. È un'iniziativa di buon senso. È un'iniziativa che unisce, se consideriamo il fatto che il bonus sicurezza l'ha proposto in prima battuta il comune di Bergamo, amministrato dal centrosinistra. Perché la sicurezza non prevede steccati ideologici, la sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto di tutti i cittadini e va garantita con tutti gli strumenti che la pubblica amministrazione può mettere a disposizione, in primis il comune. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta qua in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, Leonardo Moretto, podologo. Buongiorno e grazie per essere qui. Grazie a voi per l'opportunità. Che ci racconterà di un'iniziativa molto bella di solidarietà, quando proprio lo sport si avvicina alla solidarietà. Hanno fatto un viaggio, possiamo chiamarlo così, fino ad Assisi, in bicicletta, insieme ad un amico? Sì, Alessandro Breccian, che oggi non c'è perché purtroppo trattenuto dal lavoro. Ecco, per portare avanti un messaggio, quale? In realtà la partenza è l'incontro che sia io che Alessandro abbiamo avuto con Don Eddie Savietto. Io personalmente nel 2012, alla morte di un amico, ho conosciuto questa persona che ha seminato, diciamo, in noi il seme del bene, e seguendo le tracce di questo esempio noi abbiamo trovato la parte pragmatica, la parte che ci è piaciuta sempre di Don Eddie, la parte pratica, cioè trasformare qualcosa in qualcosa di concreto, un'azione in questo caso sportiva. Sappiamo che lo sport racchiude in sé tanti valori. Io personalmente
da sempre faccio sport e per me questi valori, che sono valori legati al sacrificio, alla resilienza, alla condivisione e chiaramente anche al portarsi sempre avanti nel tempo e mettersi a disposizione anche degli altri. Io personalmente ho giocato a rugby tanti anni e questi valori li ho trovati molto facilmente poi nel seguito della mia vita. Tra l'altro lo sport è anche insomma, un insieme, non solo, ma un insieme anche di regole che sarebbero insomma, importanti, perché a volte non è facile in una società come questa. Sì, credo che in queste regole... il rugby lo insegna. Le regole del rugby insegna proprio il sostegno e il rispetto dell'avversario, il sostegno del compagno e il rispetto dell'avversario. E Don Eddie, dal mio punto di vista, era grandioso nella comunicazione con le persone, soprattutto con i ragazzi. Io l'ho aiutato in diverse occasioni, proprio per il fatto che aveva una grande capacità di dare spinta ai ragazzi e soprattutto con la sua comunicazione con i social, perché è stato uno dei primi a utilizzare i social, e con lo sport. E quindi il fatto di aver pedalato nel nome di Don Eddie per noi è stato molto importante, perché prima di tutto abbiamo portato con noi tanta gente che non può farlo. Ecco, io personalmente mi sento fortunato di poter fare attività fisica, però mi rendo conto che c'è anche tanta gente che non può farlo, e quindi aver portato con le nostre bici le persone che ci seguivano con i social, anche con voi che ci avete dato spazio, è stato molto bello, e soprattutto abbiamo cercato di trasformare in quella che era come dire, una pedalata faticosa in qualcosa di concreto per due importanti scopi, che sono: il primo sul territorio, dare una mano alla comunità di Sant'Egidio, che sappiamo in modo imminente farà una distribuzione di materiale scolastico alle famiglie di bambini meno abbienti, quindi attraverso questa raccolta fondi sosterremo questa iniziativa per l'immediato mese di settembre. Dopodiché un altro aspetto che a me è piaciuto molto, che la famiglia Savietto, attraverso questa associazione che prosegue il cammino di Don Eddie con la promozione di numerose iniziative come questa, l'aiuto a delle suore comboniane. Sappiamo che Comboli ha dato il significato di aiutare in Africa le persone attraverso l'istruzione e la salute, e queste suore in Amakuriat, in Kenya, danno una mano in un presidio sanitario, soprattutto hanno bisogno di allestire una sala parto decente, perché le condizioni igienico-sanitarie non sono buone, ma perché soprattutto danno servizio a migliaia di donne, e quindi io che lavoro un po' nella salute, capisco benissimo quando mancano gli strumenti per poter accedere in maniera appropriata, in maniera etica e ovviamente qualitativa. Quanto è importante portare avanti iniziative proprio a favore della solidarietà in un momento dove forse manca qualcosa in questa società? Io credo che queste iniziative uniscano le persone. Mi emoziono come l'anno scorso, quando ho visto un grandissimo ritorno dopo un'iniziativa. Io e Alessandro con Davide Piccoli, che è un ex giocatore di basket che ci ha dato una mano, abbiamo raccolto ben 7.400 euro, e per noi ci siamo messi a piangere quando abbiamo visto questo aspetto di concreto, no? E ci siamo resi conto che quando le cose si fanno nel bene, le persone si uniscono, e questa è la forza del bene, la forza di una fede in un certo senso concreta. Cioè il fatto di cavalcare con uno strumento molto vero, di sincerità, fatto di concretezza, cioè
sostenere nel caso dell'anno scorso abbiamo sostenuto dei medici che vanno gratuitamente, si autotassano e si pagano le trasferte per andare ad esempio in Sierra Leone e operare dei bambini che hanno dei grossi problemi. Con orgoglio dico, l'anno scorso abbiamo sostenuto 106 interventi. Questo è dall'ordine, cioè dall'idea della grandezza che l'unione delle persone può fare con dei piccoli gesti. Mi verrebbe una domanda, nel senso che si parla sempre tanto di giovani, no? Che magari non partecipano proprio in maniera così attiva a iniziative come queste. In realtà, insomma, qualcuno dice no, ci sono dei giovani che si avvicinano a queste iniziative. Lei che cosa pensa di questo? Io penso che ce ne sono tanti, ci sono tanti esempi di ragazzi che si mettono in gioco e si mettono in gioco avvicinandosi ad esperienze, appunto, partendo proprio anche dallo sport. E la componente attrattiva di queste esperienze è fondamentale, perché lo sport insegna anche la frustrazione, insegna anche la sofferenza, quindi insegna poi a rialzarti e oggi i ragazzi con le loro fragilità, dal mio punto di vista, hanno bisogno anche di avvicinarsi a queste esperienze, perché trovano e troveranno strade molto più felici. Ci vorrebbero più messaggi di Eddie Savietto per riuscire forse? Io dico che il nostro messaggio deve essere la prosecuzione del messaggio, certo, che Eddie ci ha dato, no? Ed è bello vedere germogliare delle piante che sono nate dopo la sua conoscenza, chi prima, chi dopo. E il fatto l'ambizione di essere un po' contagiosi verso gli altri come persona del quotidiano, no? Una persona normalissima che lavora come tanti e che si occupa, appunto, forse, ecco, ripeto, è più facile per me, che mi occupo in maniera molto pragmatica, cioè se vedo un problema devo risolverlo. Certo. Quando viene un paziente da me si aspetta che io gli risolva questo, certo, problema, quindi per me forse è più semplice. Per cui proseguire su questa strada mi fa pensare che ci saranno degli altri progetti in avanti. Ecco, ed è la propria domanda che avrei fatto io. Quali progetti, quali iniziative adesso avete in cantiere o state... Lo vedremo, perché poi nascono anche di pancia, nascono anche proprio da quelli che sono i contatti con le persone. Personalmente io trovo che prima di tutto queste iniziative si trovano con la vicinanza delle persone. Ad esempio la famiglia Savietto mi colpisce per questa garanzia di onestà, di pragmatismo, ma soprattutto di aspetto sociale che continua a condividere con i propri familiari, perché è una famiglia grande, e soprattutto ecco, io penso che potremmo dare una mano ancora a loro, ma vedremo. Poi c'è anche un'altra associazione a Treviso che si chiama Treviso per il Bene, che è un'associazione nata da poco, appunto è quella che abbiamo aiutato l'anno scorso, quindi vedremo, come dire, decideremo viaggiando in bicicletta. Lei come ha incontrato Eddie Savietto? Eddie Savietto l'ho incontrato quando morì un caro amico rugbista, Piero Dotto. E durante l'omelia le sue parole, sappiamo che era un gran comunicatore, le sue parole così semplici ma soprattutto fatte di metafora dello sport mi colpirono. Io mentre lui finì la messa dissi no, questa persona la devo conoscere. Era il 2012, è nata un'amicizia e prosegue. Senta, e quindi non abbiamo parlato solo un po', pochissimo di questo viaggio. Quali difficoltà avete incontrato? Anche a livello tecnico, perché non è così semplice. Le difficoltà sono state prima di tutto il caldo,
ma la bellezza dei posti che noi abbiamo attraversato e i percorsi che abbiamo, noi cerchiamo sempre di sfruttare le ciclabili, no? E sfruttare le ciclabili significa vivere la natura, vivere dei paesaggi che ti toccano e il viaggio lento ti consente di osservare di più. Quindi il nostro percorso è iniziato dalla chiesa di San Francesco alle 2:30 del mattino, abbiamo proseguito lungo la riviera del Brenta per poi dirigerci verso Chioggia e siamo saliti per la ciclabile adriatica, abbiamo raggiunto Ravenna attraverso le valli del Comacchio, il delta del Po prima, dove c'è stata una bellissima manifestazione del bene, perché lì Simone, anzi lo saluto se fosse all'ascolto, è una persona che ci ha fatto attraversare il Po con questo imbarcadero. Ed è rimasto colpito da quello che facevamo. Lo ritroviamo 2 ore dopo, casualmente, per strada e ci dice: ma cosa fate? Dovete mangiare? Sì, andiamo a mangiare. Ma andate in questo posto. E lui, di nascosto, ci ha pagato il pranzo. Quindi noi poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo donato quello che corrispondeva al pranzo alla fondazione. Quindi è proprio bello vedere che il bene contagia, no? E che ci sono persone sì, che sono disposte in realtà. Che ti conquistano con dei piccoli gesti. E da lì abbiamo proseguito, siamo stati da Ravenna, poi abbiamo proseguito per Cervi, abbiamo proseguito lungo l'Adriatica fino a Fano. Da lì abbiamo cambiato un po' rotta perché era molto caldo, quindi siamo diretti verso l'interno dell'Umbria e abbiamo fatto 100 km praticamente quasi salita, ma bellissimi perché abbiamo attraversato la cascata delle marmitte giganti, abbiamo visto la gola del Furlo, abbiamo fatto 2 valichi molto belli, quindi molto dislivello, molto impegno, però sempre col sorriso, perché comunque sai quando hai uno scopo. E poi ogni tanto leggevamo i messaggi di sostegno, quindi ho qualche telefonata che arrivava, quindi la stanchezza non la senti. Dopodiché siamo arrivati a Gubbio e l'ultima tappa è stata quella dell'arrivo ad Assisi, dove ci ha accolti Fra Giulio, che è un amico. È stato, quando si arriva c'è sempre un doppio effetto. Il primo è la grande gioia per arrivare, il secondo è un po' la tristezza perché dice: è già finito, vorresti subito fare altro. Infatti poi noi abbiamo proseguito con le biciclette. Siamo stati accolti in Basilica da Fra Giulio, che è un grande amico di frate Agnello, il quale è il parroco di San Pietro ed è il parroco che ci ha accolti l'anno scorso a San Pietro ed era un grande amico di Edi. E siamo stati con lui, abbiamo pregato insieme, e abbiamo dormito dalle suore del Giglio, che hanno un posto fantastico, un bellissimo posto in Assisi, ed è stata pace, veramente pace. Hai incontrato questo Simone, ma ci sono altre persone che lei ricorda con particolare... Sì, abbiamo incontrato, ad esempio, ci siamo fermati per comprare la frutta e eravamo nella zona del Fosso Ombrone e c'è stata c'era questo ortofrutta bellissimo, chilometri zero, c'era questa donna Chiara che ci chiede cosa facevamo. Noi ordiniamo 2 pesche, vediamo che riempie questo sacchetto di albicocche, di tutto, e dice: guarda che non ci serve tutta sta roba. Fa: no, questa ve la regalo, state facendo una cosa bellissima. Quindi c'è proprio davvero. Quindi per chi dice insomma non ci sono, però invece ci sono le persone che infatti, scusa, mi commuovo perché comunque è la rappresentazione che esiste tanto bene e quindi quando lo vivi in questo modo, in questa dimensione, forse anche spogli di tutto. La bicicletta nuda com'è, con le 2 borse, con poche cose, è proprio un effetto francescano, ecco, mettiamolo così. C'è un posto, oltre ad Assisi, dove lei vorrebbe portare il messaggio di Edi? Un posto particolare che le piacerebbe raggiungere? Mi piacerebbe portare qualcosa, cioè andare in montagna, andare in un luogo in montagna che è un monastero che
Don Eddie nel 2020 andò a Roma in bicicletta con gli amici in bici di Cavrier dei Olmi. Sì. E io non ho potuto fare questo viaggio. Allora lui mi dice: non ti preoccupare, faremo qualcos'altro insieme. Poi mi manda un messaggio e mi scrive: ti ho affidato a San Francesco, ecco che lì torna sempre San Francesco. Ti voglio portare a Trento in un monastero, andiamo insieme, andiamo in un monastero a Trento ed è sopra la montagna. Ecco, lì io vorrei tornare, perché non sono andato con lui. Se dovesse parlare con i giovani, perché i giovani sono il futuro, sono il nostro futuro, e l'abbiamo detto, purtroppo l'abbiamo anche dovuto scrivere anche tanto. C'è una problematica oggi dei giovani. Se lei dovesse lanciare un messaggio ai giovani, lei che cosa direbbe? Il messaggio è guardare dentro se stessi e guardare e vedere il bene dentro che c'è in ognuno di loro, e dopodiché guardare anche il proprio talento, capire qual è il proprio talento e portarlo avanti, credere sempre in quello che si porta avanti, nello studio, nell'amore, e quindi nei rapporti di coppia. Soprattutto io credo sia importante fare un passo alla volta e non, come io vedo spesso i giovani, voler tutto subito, no? Non si costruisce tutto subito, si costruisce un po' alla volta, con le fatiche, con i sacrifici, parole che oggi sembrano obsolete, sembrano parole di mio nonno, ma in realtà i sacrifici servono per dare valore alle cose. Quindi dare valore giorno per giorno a quello che si fa e soprattutto impegnarsi nello studio ovviamente, ma nelle passioni che possono diventare un lavoro. Io ad esempio il mio lavoro è diventata una passione mentre ho iniziato i miei studi forse non sapevo bene cosa mi aspettava. Nel mio lavoro ho trovato una grande spinta proprio perché mi sono reso conto che era una vocazione, cioè far stare bene una persona mi dà soddisfazione. Io non ce la faccio non riuscire a risolvere un problema a una persona, non ce la faccio. E quindi questo non ce la faccio vuol dire resilienza, vuol dire impegnarsi. Se non ce la faccio devo studiare, devo portare avanti un caso, studiarmelo e alla fine anche chiamare i miei collaboratori, anche il fatto di riuscire ad avere molta più rete, non rete di contatti, di like, di contatti, ma rete di amicizie, cioè trovarsi e parlare, stare insieme, avere il contatto, quello che spesso oggi non accade e fortunatamente accade con lo sport. Ecco, ed era proprio la domanda che le stavo per fare. Lei parla di valori importanti che ci dovrebbero essere, che però a volte sembra che si siano un po' persi in questa, nella comunità. È un discorso molto vasto, è difficile ridurlo in poco, però è chiaro che c'è un problema di famiglie, c'è un problema anche di come dire, di priorità, no? La priorità per ognuno di noi qual è? Ad esempio il benessere di un ragazzo parte da cosa? Parte dal movimento, parte appunto dallo sport, parte dalla qualità del posto in cui fa lo sport e dalle persone che ad esempio lo accolgono. Nel mondo ad esempio del rugby è un mondo fantastico perché è un mondo fatto di accompagnatori, di allenatori che lo fanno per passione e non lo fanno per soldi, e come tantissimi altri sport ovviamente. Io parlo per la mia esperienza, quindi avvicinarsi ad esempio allo sport e trovare la dimensione nel mondo dello sport. Sicuramente per me questa è un'arma molto importante. Chiaramente qui dovremmo coinvolgere le scuole, è un discorso molto più grande del mio, io non faccio il politico di lavoro, però ecco, sicuramente avere la possibilità di mettere in pratica il movimento
con le regole che lei diceva prima, cioè le regole, l'imparare la convivenza, imparare allo stare insieme e crescere insieme, migliorarsi. Un'ultima domanda prima di chiudere, una parola che si ricorda di Edi. Ne ricordo due. Due, Sì. perfetto. La prima è il mio mantra, no? Abita il tuo tempo, cioè vivi il tuo tempo al meglio, e questa è la prima. La seconda, ed è proprio quella che mi ha colpito quando ci siamo conosciuti, che era la sua eredità, cioè ciò che ha amato vive per sempre. È proprio questo aspetto qui per me è il contagio, cioè amare le persone significa renderle immortali. E con queste davvero bellissime parole noi chiudiamo questa prima edizione. Ringraziamo davvero Leonardo Moretto per essere stato con noi. Grazie a voi. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione in prima serata a Ring, condotta dal vice direttore Ferdinando Averino, gli ospiti l'onorevole Rachela Scarpa, Partito Democratico, Fabio Crea, Fratelli d'Italia, Flavio Baldan, Movimento 5 Stelle, Emanuele Crosato, Forza Italia, Marcello Bano della Lega, e poi alle 22:30 Luca Spavanetto, vicepresidente della Regione Veneto. Siamo alla fine, io ringrazio i registi che dalle 12 ci hanno seguito fin qui, Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. A me non rimane che darvi appuntamento per la prima edizione sempre in diretta domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.